La giovane Elsa sposa il discendente di una nobile e antica famiglia veneziana, gli Albrizzi, ma rimane vedova dopo pochi anni e riversa il proprio interesse sulla tecnica, sul nuovo, che promette meraviglie alla fine dell'Ottocento. Nella residenza estiva di Este impianta un moderno e sofisticato studio fotografico dove sviluppa le sue lastre. Alla sua attenzione e curiosità non può sfuggire l'automobile ed infatti è fra i primi automobilisti della regione d'Italia, acquistando una Benz Velo nel 1898. A Villa Albrizzi, ad Este, nella buona stagione, si incontrano i più bei nomi del Veneto, ciascuno con la sua autovettura. Sono pochi ma abbastanza per fondare nel 1899 il Club degli Automobilisti Veneti, alla cui presidenza viene eletta proprio la contessa Elsa Albrizzi, prima donna al mondo presidente di un automobile club. L'obiettivo della neonata associazione è quello di organizzare una corsa automobilistica. 5 anni prima si era disputata la Parigi-Rouen, prima gara al mondo, e l'anno successivo prima in Italia la Torino-Asti-Torino. Nel marzo 1899 si disputa la Verona-Brescia-Mantova-Verona e così il Club degli Automobilisti Veneti, non senza diffidenze e difficoltà, organizza la Padova-Vicenza-Bassano-Treviso-Padova. In questa gara, lunga ben 172 km, la contessa Albrizzi con la sua Benz impiega per coprire il percorso 8 ore, 12 minuti e 15 secondi, seconda della propria categoria. La notizia del giorno non è la vittoria assoluta di un giovane, Ettore Bugatti, ma la partecipazione alla corsa di una donna, che vale alla gentildonna un diploma particolare, una vera e propria investitura ufficiale come prima pilota donna della storia dell'automobile. Nel 1901, nella sua veste di rappresentante dell'Unione Automobilistica Veneta, la contessa Albrizzi è nominata vicepresidente onorario del comitato organizzatore del primo Giro d'Italia in automobile.